Presidente Mario Pozza, allora appunto un nuovo ruolo, lei già conosce bene la macchina da vicepresidente, ora però appunto dovrà prendere le redini della nuova Camera di Commercio unificata a Treviso-Belluno. Sì, è un nuovo ruolo, adesso indubbiamente nel ruolo di Presidente le responsabilità sono maggiori, l'esperienza c'è, però ovviamente non dipende tutto dal Presidente, dipende anche dal suo Consiglio e dalla sua Giunta. Ecco. Questo è il primo passo che facciamo per creare questa nuova entità che è Treviso-Belluno. Lei ha citato due punti concreti, la Camera di Commercio soprattutto con le unificazioni come modello anche per i comuni e poi anche un lavoro per facilitare l'incontro tra domanda e offerta grazie del lavoro da parte delle aziende e i giovani grazie proprio al patrimonio informativo di cui la Camera dispone. Sì, ci sono degli strumenti che sono all'interno delle Camere di Commercio ovviamente, bisogna metterli a profitto, nel senso che devono essere valorizzati di più, adoperati tra virgolette di più per far sì che arrivino le informazioni, che arrivino tutta quella base che serve per creare ovviamente delle opportunità. Lo ha detto l'assessore Caner, ci sono dei fondi POR a disposizione e se questi non girano indubbiamente non si conoscono, non ci sono aziende che li richiedono. Ecco, la Camera di Commercio deve far sì che questo arrivi, non solo la Camera di Commercio ma anche le associazioni. Presidente, il programma verrà definito nel dettaglio poi con una ampia consultazione tra tutte le associazioni di categoria, però lei ha già qualche idea sui punti fondanti? Beh, il programma, come l'ho detto, l'avete sentito nella relazione, c'è, indubbiamente adesso c'è da confrontarsi con le realtà anche fuori di Treviso, quindi con Belluno, c'è una grande provincia a questo punto, lì abbiamo una forte direi interesse del mondo del turismo, qui abbiamo un forte mondo della produzione, bisogna mettere ovviamente tutto assieme e non ci può che mancare non deve mancare il contatto con queste due realtà. Ecco. Si riuscirà a fare tutto con un taglio dei fondi che rischia di essere del 50%. Per affari si riesce a fare, ma si fa poco. L'importante è che le risorse rimangano al territorio. Come ho detto c'è 1 milione di euro che noi mandiamo a Roma di risparmio di gestione, questo deve rimanere nel territorio. 1 milione di euro è molto importante adesso e quindi faremo questa battaglia. Chi mi conosce sa che quando mi impegno su questo lo faccio buttandomi a capofitto. Lei ha detto che la Camera di Commercio è l'unico ente pubblico la cui spending review serve per finanziare non l'ente stesso, le sue attività, ma il bilancio dello Stato. Certamente, noi diamo 800.000 euro, davamo come Camera di Treviso e altri 200.000 come Camera di Belluno senza percepire un centesimo dallo Stato. Sono soldi delle imprese trevigiane, sono soldi delle imprese bellunesi che devono rimanere nel territorio. Una volta sistemata praticamente tutta la struttura, quindi la giunta, la vicepresidenza, prenderemo in mano ovviamente i problemi che ci sono aperti e vedremo di risolverli trovando una soluzione che possa ovviamente soddisfare la Camera di Commercio e le aspettative di questo ente. Non si andrà alla piani o sì? Questa domanda a 5 minuti dall'elezione, voi sapete che io sono sempre stato favorevole, bisogna trovare un percorso per arrivare ovviamente a trovare una quadra per far sì che si arrivi a eliminare il contenzioso che c'è. Ecco.